Se i cittadini differenziano in modo adeguato la plastica, la carta e il resto, si accorgeranno che il secco diminuisce molto ed è questo l'obiettivo che anche ETRA e il bacino rifiuti vuole dare. Differenziare, differenziare e ancora differenziare. È questa la parola d'ordine di oggi e di domani, il mantra che ha portato ETRA a rendere più rarefatta la raccolta del secco, proprio per invogliare gli utenti a produrne meno possibile. Questo è una distribuzione più equa di servizi e tariffe. Nell'ottica di dare a tutti i comuni lo stesso servizio con le stesse tariffe, abbiamo iniziato anche questo tipo di razionalizzazione. In risposta ai tanti che sostengono che uno svuotamento del secco ogni 2 mesi o uno ogni mese e mezzo per una coppia sia troppo poco, il sindaco di Rossano Veneto spende un esempio che la riguarda da vicino. L'esempio che posso portare è quello della mia famiglia, una famiglia di 3 persone, ho diritto a 8 svuotamenti del secco all'anno, noi ne utilizziamo 5-6 all'anno, quindi non li utilizziamo neanche tutti. Perché? Perché puntiamo molto, così come devono puntare tutti i cittadini, ad una differenziata, precisa e molto spinta. Nel mirino di ETRA c'è un vero cambiamento di mentalità e di abitudini che potrebbe non essere facile. L'obiettivo di ETRA da qua ai prossimi anni, posso già dirlo, è uno e ne parliamo sempre, cioè quello di far pagare in base a quello che viene smaltito. Questo è l'obiettivo principe. Per raggiungere questo obiettivo principe, cioè di far pagare i cittadini in base a quello che conferiscono, i passaggi sono diversi. Il primo è questo: con pazienza stiamo lavorando per un'ETRA migliore, per un'ETRA a servizio dei cittadini, rendendoci conto che le tariffe, anche se quelle di ETRA sono fra le più basse d'Italia, pesano comunque molto nelle tasche dei nostri cittadini.